le giornate continuavano a cambiare numero sul calendario. Mi stavo quasi rassegnando ormai a causa di questi problemi di salute che continuavo ad avere e che i medici non riuscivano a risolvere. Quella mattina avevo un appuntamento a un centro medico. Speravo di avere ancora un raro batterio, una rara malattia che mi era stata diagnosticata anni prima e che secondo me, insomma, non era ancora guarita. Perché sai, quando tu hai un batterio, una malattia in corpo, nel corpo si innesca una reazione di difesa, no? Che serve a contrastare questa malattia, a riportare il corpo nella giusta strada e tutto questo ha un costo, cioè un dispendio di energie, un po' come insomma se vuoi un paragone quando hai la febbre. Quando hai la febbre sei debole, non hai voglia di creare, di fare, di lavorare, capito? E questa pesantezza, questa poca voglia di fare me la stavo portando dietro da troppi anni, troppi anni. Già. Ma c'è una cosa che forse mi fa ancora più girare le balle, è l'idea di dover pensare di morire e di nascere magari nel corpo, o meglio ancora nella storia di un'altra persona che io non vorrei. Cioè io ad esempio ho il terrore di dover ricominciare i traumi delle elementari, le medie, studiare tutte quelle cose inutili, provare mille lavori che non mi piacciono, i sacrifici, cioè tutte quelle cose, quelle esperienze dove tu devi battere forte la testa, ma dove io ho già battuto la testa più volte, quindi so che non devo andare a battere lì. Sì, però, caro universo, caro destino, quel che è, non si fa così, non ci si comporta così. Anche perché poi Alessia vede i miei video, quindi insomma mi metti anche in difficoltà per questa mia ostentazione a voler essere sempre sincero, no? A raccontare sempre la verità e a raccontare sempre tutto. Ma anche te non puoi mettermi, porca puttana, de prima mattina un tampone uretrale con l'infermiera ciccia che viene là e ti dice si abbassi gli slip, cioè che tradotto in veneto significa smuandate, e dopo ti prende il pistolino in mano di prima mattina. No, ste robe Italia. Ale, ascolta, non vorrei dire, sono andato a fare il tampone uretrale, ma cioè, c'era l'infermiera giovane di ciccia, mi ha preso il pistolino in mano, cioè io non c'entro, cioè capisci, non lo so. Ero rimasto sì abbastanza sconvolto e stavo passando questo mio trauma invece di stare sotto la doccia, no? Come si usa a fare nei film e nei cartoni animati. Stavo guardando gli uccelli che volavano in volo e così associavo questo mio gesto a un qualcosa di medico, scientifico, perché sì, in fondo anche l'infermiera questa mattina ha fatto la stessa identica cosa. La risposta di Alessia. Oh, perché adesso vediamo compatibilmente con i lavori che devo fare ai denti e vari, ma viene un paio di giorni là a rompere i
in area camper, sì, 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 sì. Bisogna stare su un posto nuovo, stare tranquillo, lavorare e anche andare in giro e star bene, fare due video così, per divertirmi. Ah sì, ecco appunto, anche perché il primo sta Andrea, quello del T4, per fatto la rubrica, no? Del weekend in camper. E adesso tocca a te, non capivo, te ne fa vedere, a parte che ti te saria di Vicenza, te ne fa vedere a Verona, cioè te fa il pincione, te fa, cioè, te vuoi far bella figura, no? Te vuoi fare sgrandazzone a far vedere a Verona, ma non sei Verona il tuo paese, cioè come mi dicevi se Fioi è presente New York, cioè New York, mi sono su in campagna qua stretti, non sono su New York. Niente, passavano le ore, ma io non riuscivo ancora a togliermi dalla mente che in una normalissima mattina, no? Una sconosciuta aveva preso in mano il pistolino. Eccolo! Vai Figari!